Bella, voglio bentornare sul mio canale. Siamo qui oggi per fare la reaction al Lazio-Napoli. Partita fondamentale, anche abbiamo cambiato modulo, abbiamo cambiato qualche giocatore per via degli infortuni, quindi non mi aspetto molto da questa partita. Un pareggio ci può star bene, perché giochiamo comunque fuori casa con la Lazio. Ma attualmente l'obiettivo è qualificarci per la Champions. Noi ci vediamo al match, speriamo di vincere. Ma che gol ha fatto! Ma che gol ha fatto! Cioè, questo se lo rifà di nuovo non ci riuscirà mai. Guarda Spadù! Guarda Spadù! Sì! Graspa! Sì! Ci dobbiamo svegliare perché abbiamo avuto un po' di fortuna. Ci dobbiamo svegliare, assolutamente. E questa è l'azione di Conte, l'attacco di Conte. Bravo Meret. Bravo Meret. Dobbiamo stare attenti. Siamo una partita molto tattica, quindi un'azione può decidere tutte le sorti. Ragazzi, è finito il primo tempo, un Napoli che sta facendo la sua partita per le proprie potenzialità e meno male che siamo riusciti a trovare quel gol da un errore del portiere della Lazio. E dobbiamo vedere di fare un altro gol assolutamente, però un pareggio non mi dispiace, e dobbiamo stare attenti anche dietro perché abbiamo rischiato parecchio. Noi ci vediamo al secondo tempo. Ma Capocchia, anch'issa, peggiore in campo, anch'issa. Ma Lukaku! Mannaggia! Leva anch'issa, per cortesia, levalo che ha sbagliato tutto. Mamma mia, che si è mangiato. Anch'issa, te ne cambia anch'issa. Bella! Mettila! No! Sì! Cazione! Ma che secondo è troppo forte, questa è l'azione sua che ha messo Napolitano. Mamma mia! Sì! Ma attento! Fuori gioco! Meno male. Noslin non la trova, Zaccagni sì. Zaccagni fa sul piede forte. Arriva la conclusione piazzata. Ma non si può. Dopo questa partita di sacrificio, mannaggia miseria, dalla alla bocca. Ma perché?
sceso sulle finte di Nosin per la porta, Meret. Ma perché? Ma perché? Ragazzi, è finita il match. C'è rammarico perché stavamo vincendo una partita di sacrificio e la Lazio ha trovato gol all'ultimo per via della fascia sinistra dove stavamo in difficoltà sin dall'inizio a causa degli infortuni che abbiamo avuto. Però un pareggio va bene a Roma, sì, però potevamo vincerla e per un errore difensivo, come è successo nelle ultime partite, abbiamo preso gol. Vabbè, non fa niente, ci vediamo alla prossima reaction. Bella ragazzi.